Ben ritrovate amiche e amici dell'atletica. Campionati italiani di corsa campestre a Sgonico. Una domenica di sole con gare che hanno regalato forti emozioni e conferme tricolori. Nel cross lungo con Cenno del Bis, Nadia Battocletti e Ilas Aouani. Un weekend che rimarrà impresso nelle menti di chi ha gareggiato e di chi da spettatore ha ammirato le competizioni dei campionati italiani di corsa campestre. La manifestazione, curata dalla Trieste Atletica, è andata in scena sul Carso triestino e ha proposto delle gare ricche di duelli emozionanti. Nel cross lungo promesse senior, 10 km uomini e 8 km donne, i portacolori delle Fiamme Azzurre Nadia Battocletti e Ilyas Aouani si sono confermati i più forti interpreti nazionali della corsa sui prati, bissando i successi colti nel 2021 a Campi Bisenzio. La Battocletti, assoluta stella del mezzofondo italiano, nell'ultima tornata ha stroncato la resistenza delle due atlete africane in gara per i campionati di società, per tagliare il traguardo a braccia alzate dopo 26 minuti e 47. Tra gli uomini sui 10 km Aouani ha centrato una nuova vittoria tricolore, mentre nella classifica complessiva ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto degli ugandesi Oscar Celimo, Atletica Casone Noceto, primo in 29,43, e Samuel Kibet, Caivano Runner, secondo in 29,46. Nelle graduatorie di società si sono imposti l'Atletica Casone Noceto, uomini, e la Free Zone di Brescia, donne. Per quanto riguarda il cross corto di 3 km per promesse senior, al maschile Ala Zoglani, Fiamme Oro, si è ripetuto dopo il successo del 2021, mentre al femminile ha dominato Ludovica Cavalli, aeronautica, capace di aggiungere un'altra medaglia d'oro alla sua collezione. Tra gli junior, 8 km, Elia Mattio, prodistica Valle Varaita, ha dimostrato di avere un particolare feeling con il tracciato, vincendo dopo la Carsolina 2021 anche questa sfida tricolore. Per la cronaca il successo complessivo è andato al tunisino dell'Atletica Valle Camonica Saber Zinoubi. A livello societario l'Atletica Valle Brembana è salito sul gradino più alto del podio. Nella gara junior in rosa, 6 km, Agnese Carcano, Atletica Verona, ha fatto suo il duello tutto veneto con Beatrice Casagrande, Atletica Riviera del Brenta, mentre a squadre sono state le milanesi della Bracco Atletica a festeggiare. Le prove allievi-allieve hanno avuto due padroni che hanno controllato la contesa fin dal primo metro e che rispondono ai nomi di Francesco Ropelato, Quercia Trentin-Grana, già oro nel 2021, e Sofia Sidenius, Athletic Kral S2. Nella classifica di società hanno svettato lo Sport Club Merano al femminile e l'Atletica Studentesca Rieti tra i maschi. Infine tra i cadetti e cadette, 3 km al maschile e 2 km al femminile, al via con la maglia delle rispettive rappresentative regionali, si sono presi la copertina il toscano Simone Vittore Borromini davanti ai gemelli siciliani Luca e Marco Coppola e la toscana Viola Paoletti. Nella classifica per regioni la Sicilia si è imposta al maschile, il Veneto al femminile, mentre la Toscana si è portata a casa il titolo di combinata. 154 staffette avevano dato vita sabato alla prima giornata di gare. In campo maschile hanno vinto i bergamaschi del gruppo alpinistico Vertovese e tra le donne il successo è andato al CUS Pro Patria Milano. Tra i master M35 tricolore i portacolori della Sportiamo, Francesco Nadalutti, Daniele Galasso, Steve Bibalo e Mattia Rizzo, e dell'Atletica Aviano, Vanna Vannini, Lidia Fantuz, Rossella Viol, Maria Cristina Fra Giacomo nella F70. Sono stati 2.500 i partecipanti a questa indimenticabile 2 giorni di festa dell'atletica leggera. Ai mondiali indoor in programma dal 18 al 20 marzo a Belgrado ci sarà anche Aurora Berton. Assieme ad altri 22 compagni d'avventura, la velocista della Libertas Friul Palmanova partirà alla volta della capitale serba mercoledì e scenderà in pista alla Stark Arena di Belgrado venerdì mattina nelle batterie dei 60 metri. L'abbiamo incontrata al Bruseschi in una delle ultime sedute di allenamento con l'allenatrice Lucia Pierobon, già velocista di ottimo livello e fisioterapista e massaggiatrice della Pro Gorizia Calcio. Aurora, ci si rivede a 2 anni di distanza. 2 anni fa eravamo qui
eri rientrata da Ancona con il bronzo agli italiani. Adesso tanta roba, hai pronte le valigie? Eh sì, adesso abbiamo rivoltato tutto, in 2 anni abbiamo preso il titolo di categoria agli italiani promesse sui 60 e il secondo posto agli assoluti. Adesso ho il terzo, il secondo, manca il primo. Tanta Speriamo che roba, arriverà tra un po'. tanta roba già per quest'anno, siamo soltanto a marzo, Sì. portiamo a casa un 728, è molto importante e soprattutto abbiamo una convocazione che ti porterà per la prima volta a fare i mondiali. Sì, sono i miei primi mondiali indoor assoluti, quindi coi grandi. Eh, ma diciamola, spero di divertirmi, comunque fare esperienza, perché il minimo era 7,30, quindi siamo tutti su quei tempi lì e anche molto meno come 6,99, 7 netti, per cui si punta solo a migliorare se stessi. L'esperienza di Lodz è stata importante perché ti ha fatto capire come va il mondo. La Svoboda è qualcosa di interessante, la ritroverai lì. Sì, ci ho corso addirittura a fianco, è una partenza micidiale, a confronto io parto male, è stato molto bello correre con lei e anche l'atmosfera era tutt'altra cosa, quindi si iniziava a sentire un po' di più la pressione di competizioni così internazionali a livello assoluto. Però non l'hai pagata, vuol dire che sei già pronta per le grandi manifestazioni, per i grandi eventi. Sì, io diciamo riesco a mantenere abbastanza cioè la calma e a caricarmi dopo nel momento giusto, non vado molto in ansia. Cosa ti aspetti da questa trasferta? Obiettivamente, senza sogni proibiti. Boh, mi aspetto di migliorare, cercare di migliorare ancora qualche centesimo nel mio tempo e diciamo si punta a passare il turno per ora e poi le sorprese ci possono essere sempre. Mai porre limiti alla provvidenza. Sei il futuro, dicevano i tecnici, per la velocità italiana. Tu e Zainab Dosso. Speriamo, sì. Boh, cerco di essere comunque sempre umile, quindi faccio quello che posso e cerco di dare il meglio di me, poi quel meglio speriamo che porti sempre più in alto. A metà luglio ci sono i mondiali e Eugene, metà agosto, Monaco, agli europei. Sì. Se facciamo un sogno, Si spera, insomma, intanto di migliorare nei 100 e nei 200 il tempo e poi speriamo in una convocazione, in una di queste manifestazioni. la tua società è entusiasta di quello che è successo quest'anno in soli 3 mesi, quindi probabilmente stanno sognando con te di finire un'annata ancora in più alla grande. Noi ti facciamo gli auguri per quello che potrai fare in Bosnia. Sì, speriamo, insomma, di riconfermarci, di fare sempre meglio, però li faccio sempre sognare un po'. Cosa ci aspettiamo da questa ragazza? Io non mi aspettavo neanche che faceva quel tempo perché abbiamo iniziato in ottobre sognando di scendere sotto i 7,40, abbiamo lavorato con serietà, con umiltà, io sempre dico l'umiltà è la prima cosa e non ci si aspettava che arrivava a questo punto, quindi è logico che adesso d'estate aspettiamo grandi cose sui 100. Io credo che lei comunque è una sessantista perché ha una partenza veramente stratosferica. Quindi io, siccome lei si definisce una duecentista, io ho sempre sostenuto che lei invece sarebbe una centista. Quindi c'è Sì. una lotta interna. Sì, sì, lei anni e anni dice io preferisco fare i 200, io dico con quella partenza è impossibile che non fai dei 100 pazzeschi, infatti quest'anno l'aspettiamo sui 100. Noi continuiamo a lavorare con lo stesso sistema che abbiamo usato per i 60, quindi un certo tipo di lavoro tecnico, lavoro in palestra, abbiamo lavorato per ottenere certi risultati, sono venuti ancora a maggior ragione, ancora meglio di quello che ci si aspettava e quindi noi continuiamo su questa falsariga, chiaramente ci sono 100, non ci sono più 60, quindi si allunga la distanza, ma diciamo che il concetto è quello. Dobbiamo essere in forma per fine maggio-giugno, ecco, perché a giugno ci sono gli italiani e quindi dobbiamo caricare dopo i mondiali un mese bene in maniera
di poter avere un picco di forma intorno a giugno, poi c'è anche luglio, eventuali mondiali, quindi sì, la stagione è molto lunga. Ci sarà un minimo da fare anche lì? Sui mondiali sì, credo c'è un minimo molto importante, poi però diciamo che nelle gare estive ci sono le staffette, quindi sono i posti anche lì, quindi può viaggiare anche con quelle... Si può sognare. Si può sognare, sì. Giovanni Tracanelli di San Vito al Tagliamento è stato eletto vicepresidente delegato tecnico della European Master Athletics a Braga in Portogallo. Il consiglio comprende il presidente, l'austriaca di origini ucraine Valentina Fediushkina, 3 vicepresidenti e il segretario. Tanti anni di impegno, in particolare nella corsa su strada e nella corsa in montagna, hanno avuto il giusto riconoscimento. Le più vive congratulazioni a Tracanelli da parte di tutta l'atletica del Friuli Venezia Giulia. Iniziato il conto alla rovescia per la rassegna nazionale Over 35 che domenica 20 marzo troverà ospitalità sui prati del centro sportivo Visinai di Aviano. 1 migliaio di atleti per 2 giornate di gara che comprenderanno anche il debutto del Grand Prix Giovani e il campionato provinciale di società. La manifestazione è organizzata dall'Atletica Aviano ed è abbinata al 10° cross della Pedemontana Pordenonese. I campionati saranno preceduti sabato 19 marzo dalla prima prova del Grand Prix Giovani, tradizionale rassegna Under 18. L'evento è stato presentato dall'organizzatore Matteo Redolfi nella sala consiliare del comune di Aviano. È una manifestazione che ci riempie d'orgoglio, ha detto l'assessore allo sport e al turismo Danilo Signore, poi affiancato dal sindaco Ilario De Marco Zompit. L'amministrazione comunale ha ritenuto di cogliere questa occasione per realizzare una significativa opera di riqualificazione del centro sportivo Visinai. Non solo, stiamo per lanciare l'appalto per la costruzione del nuovo palazzetto. Per la FIDAL sono intervenuti il vicepresidente vicario del comitato regionale Lucio Poletto e il presidente della FIDAL Pordenone Ezio Rover. Il centro sportivo Visinai possiede tutte le caratteristiche per ospitare un campionato italiano di cross, ha affermato Rover. In provincia abbiamo diverse società importanti e l'Atletica Aviano rappresenta una sicurezza dal punto di vista organizzativo. E con questa notizia noi ci fermiamo anche per stasera. Grazie per l'attenzione, arrivederci a lunedì prossimo.